giorno dopo la sentenza del TAR del Veneto, per prima al terminal passeggeri arrivano le telefonate di congratulazioni delle principali società crocieristiche mondiali. Una sentenza che accoglie il ricorso e boccia i limiti imposti a novembre dal governo e vale molto in termini di fatturato e di lavoro. Vale 400 milioni di fatturato del settore nel territorio veneziano vasto, diciamo, nell'ambito della regione, della provincia e della città, e vale 160 milioni di gettito fiscale per lo Stato ogni anno, in un momento in cui siamo tutti disperatamente in cerca di risorse, vale centinaia di milioni di investimenti. Un settore in crescita, quello delle crociere, 6.000 lavoratori attivi a Venezia, tra porto e indotto, che la loro voce l'avevano fatta sentire, invadendo a Cafarsetti e chiedendo conto al sindaco Orsoni delle decisioni del governo. Il primo cittadino, dal canto suo, parla di sconfitta. È una sconfitta per i cittadini, perché i cittadini vogliono la salvaguardia della città e purtroppo ci sono degli interessi di privati che stanno prevalendo sugli interessi della collettività. Speculazioni e ricorsi promossi da società che, pur essendo minoranza, condizionano le decisioni del Porto di Venezia, aggiunge il primo cittadino, che annuncia un pressing sul governo per fare rispettare le decisioni assunte. Risponde Paolo Costa, presidente dell'autorità portuale di Venezia, che a Orsoni rimprovera di aver perso tempo, e sulla sentenza. Per fortuna non ha grandi conseguenze, purché si facciano quelle cose che avevano stabilito tutti insieme, compreso il sindaco, il 5 novembre dell'anno scorso a Palazzo Chigi, e che il presidente Letta del tempo aveva riassunto in 3 cose. Si resta in marittima, si fa il contorta e si riduce al 50% i passaggi davanti San Marco. Su un punto, insomma, sindaco e porto concordano: il governo deve muoversi e fare in fretta, rispettando almeno la scadenza dei 120 giorni imposta dal Senato. Chi questa sentenza non la digerisce sono i comitati No Grandi Navi, che venerdì alle 17 si ritroveranno in città per decidere le prossime mosse. Noi confidiamo che tutti i cittadini che ci hanno seguito, le migliaia di cittadini che ci hanno seguito in questi 2 anni di lavoro, saranno ancora più indignati da questa ennesima presa in giro.